Oggi sabato 15 e domani domenica 16 maggio tornano le giornate FAI di primavera anche a Mantova, come in tutta Italia. Qui a Mantova abbiamo pensato a due percorsi. Uno che si sviluppa qui in Piazza Canossa e che abbiamo chiamato Plateulam cum uno puteo, il nome medievale di questo spiazzo, quindi sin dal 500 e anche prima. Dove entreremo in due dei luoghi che si affacciano sulla piazza: la chiesa della Madonna del Terremoto, solitamente chiusa, per ammirare da vicino l'affresco della Madonna che è apparso dopo il terremoto del 1693 e che da allora è stato oggetto di venerazione da parte dei mantovani, e uno scalone che dà accesso a degli appartamenti privati ricavato nella vecchia cappella di un palazzo nobiliare, di cui rimangono gli affreschi della volta e della cupola, e quindi scopriremo veramente un luogo insolito e non conosciuto. La piazza prende il nome da Matilde di Canossa, come la conosciamo oggi, un nome che è stato voluto nel 1959 dalla città di Mantova per omaggiare la figura della gran contessa Matilde di Canossa. Ma se torniamo un po' indietro nel tempo, in epoca medievale era noto come Plateulam cum uno puteo, cioè piazzola con un pozzo. Siamo nel 6 luglio 1693, Mantova è in panico, nel terrore, perché scosse di terremoto abbastanza forti stanno minacciando i cittadini. Tra questi cittadini vi è un sarto, Pietro Stefani, che aveva la sua residenza, la sua dimora in una casa che era sulla parte posteriore di quella che oggi è la chiesa, ma all'epoca non c'era una chiesa, c'erano abitazioni di privati. Questo sarto vi abitava. Una volta uscito in strada, preso dal panico delle scosse di terremoto, nota che parte dell'intonaco del muro esterno si è sgretolato, e questo lascia affiorare alla superficie, alla vista, un'effigie, un affresco della Madonna della Vergine col bambino, pertanto lo prende come un segno miracoloso. Devozione talmente forte che anche a distanza di 60 anni, dal 1693 siamo nel 1759, la comunità di Mantova organizza una colletta, una raccolta fondi tra cittadini per edificare questo monumento, questa chiesa, e rendere ancora più omaggio alla Madonna, che ha avuto questa sorta di protezione miracolosa. Questa chiesetta ovviamente, date le dimensioni, è piccola, è una navata unica ed è di gusto barocco. Il marchese Carlo Canossa, sembra di ricordare, ha voluto edificare, quindi prolungare ulteriormente l'edificio. Aveva acquistato delle dimore che erano adiacenti e non più utilizzate, fatiscenti, le demolì per fare spazio e edificare quest'altra propagine del palazzo, che diventava palazzo l'Albergo Reale. Questa era in realtà la cappella di Palazzo Canossa, era una chiesa interna alla dimora dei marchesi, tant'è che questa parte dello scalone è stata ricavata poi andando a smantellare quello che era il piano, il pavimento della chiesa, che occupava tutto questo spazio sopra di noi. Il soffitto, che reca delle decorazioni floreali, raffigura un quadrato della pianta cubica del lucernario, che è perfettamente iscritto dentro al cerchio che sta alla base. E questa è una fortissima citazione mantegnesca, perché se siete stati alla casa del Mantegna, nel cortile, c'è questa raffigurazione perfetta di stampo, di concezione umanistica che appunto sintetizza la perfezione. Concluderemo il percorso qui in Piazza Canossa parlando dell'edicola, dei giornali alle mie spalle,
unico BeneFai a Mantova e che è presente a Mantova grazie appunto al FAI che nel 92 l'ha acquistata e restaurata, quindi resa fruibile e visibile al pubblico. Poi sempre a Mantova abbiamo organizzato un percorso di visita all'interno del Teatro Sociale, un percorso che si snoda negli ambienti solitamente chiusi e addetti ai lavori, accessibili appunto solo agli addetti ai lavori, e quindi per scoprire degli spazi che non si conoscono e che diciamo servono a far capire meglio come funziona un teatro da dentro. Il propugnatore di questa esigenza fu Luigi Preti, un segretario della Camera di Commercio che nel dicembre del 1816 fondò una società da cui il teatro prenderà il nome, società appunto sociale, costituita da privati cittadini mantovani che si impegnano a finanziare la realizzazione di questo spazio che oggi appunto vedremo. Un luogo appunto dove conoscere persone e parlarsi e quindi un posto di aggregazione fondamentalmente. Un altro spazio da segnalare sicuramente, che purtroppo non vedremo, è il Ridotto. Il Ridotto era un salone molto grande che era appunto adibito al gioco d'azzardo fondamentalmente, quindi appunto era una sorta di casinò. Da qui capiamo proprio che il concetto proprio del teatro dell'Ottocento è qualcosa di completamente diverso, tanto è vero che gli spettacoli poi si svolgevano anche a luci accese. Questo spazio fondamentalmente era un luogo appunto di deposito dove venivano conservati gli spartiti, i materiali di scena e poi assolutamente da segnalare questa, la buca del suggeritore. Qui c'erano proprio delle fiamme vive, questo era il posto dove venivano controllate fondamentalmente le luci e ci sono anche queste arcate perché consentivano proprio ai macchinisti di potersi spostare con facilità fondamentalmente, no? Quindi spostare praticamente materiali di scena, la scenografia appunto, i cosiddetti effetti speciali, venivano tutti gestiti praticamente da qua. C'erano tutta una serie di manovalanze, no? Che partecipavano per appunto realizzare lo spettacolo e in particolare qui lavoravano molto ben impiegate le sarte, perché magari c'era un riuso di oggetti, no? Qui arrivava la compagnia con un parterre di abiti che appunto, essendoci diversi spettacoli e anche, anche in una sera c'erano 4-5 spettacoli, dovevano essere appunto riutilizzati e rimaneggiati. Personaggio di spicco che calcherà questo palcoscenico è Arturo Toscanini, che praticamente dirigerà il suo ultimo concerto in Italia e lo farà proprio qui a Mantova, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. E poi da ricordare assolutamente Beniamino Gigli, che praticamente fa una serata talmente acclamata che appunto hanno dovuto aprire la porta d'ingresso nel foyer e spostare gli altoparlanti fuori per consentire alle persone che erano in piazza di ascoltare la sua voce proprio da tenore.